nuova puntata di Warm Up ed eccoci tornati, un'altra puntata di Warm Up. Sulle luci è lento di iniziare con Warm Up, l'Udinese sta per giocare, gli avversari li studiamo, le formazioni già pronte, tra tattiche tu seguiamo ogni fronte. Stefano Alessandro vi portano al centro, dove ogni dettaglio diventa un evento, le parole del mister, l'ultima dai campi per la sfida imminente che accende gli animi rampanti. Gli animi rampanti. La tensione si alza, l'adrenalina sale. Warm up è la miccia che accende ogni finale. Ti pronti a vivere l'istante decisivo, con l'Udinese in campo, lo spettacolo è esplosivo. La tensione si alza, l'adrenalina sale. Warm up è la miccia che accende ogni finale. Tutti pronti a vivere l'istante decisivo, con l'Udinese in campo, lo spettacolo è esplosivo. Lo spettacolo esplosivo. Ci siamo! Lo spettacolo esplosivo perché ci siamo sempre noi. No, Stefano, non eravamo al bar, poi la gente ci dà degli ubriaconi. Già lo pensano per le cavolate che spariamo. Se poi gli dici che andiamo al bar... Carino, dove eravamo? Eravamo allo stadio a intervistare Pejcic. Quindi e la lasci così, lascio fredda. Così, sì, la leggerete. Tanto salutiamo il nostro ospite che ci raggiunge oggi, che ha fatto una giornata con noi e sta uscendo pazzo perché abbiamo dei ritmi veramente... Pensate, Alessandro Di Leonardo ha girato a bere il caffè con Patto. Sono uno dei pochi che a Udine può dire di aver bevuto amico di Patto. Ha detto tornerei a Udine, però sai com'è. Gioco a Cividale. Per non ora c'è spazio. Vabbè, dai, comunque seri. veramente eravamo a intervistare Pejcic, veramente un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle, con la voglia di far bene e molto molto cazzuto per l'età che ha. Bene, bravo. Ale, diretto, intanto che aspettate che si colleghi il nostro ospite, via, parole di Runiec, andiamo subito a parlare della partita, una partita importantissima, un avversario forse dei più difficili da affrontare in questo momento. E Runiec dice la squadra sta bene, no? Abbiamo trascorso una buona settimana di lavoro, no? Speriamo di essere tutti sorridenti anche domani sera al termine della partita, siamo pronti per questa sfida, no? Sappiamo che l'avversario che affrontiamo Atalanta è una delle squadre piuttosto da affrontare la definita di livello europeo, e non è una sorpresa, dobbiamo aspettarci una partita intensa e con molti duelli e uno contro uno per prenderci una rivincita, no? A me quello che ha sorpreso, al di là delle varie risposte in italiano che ha provato a dare, sono state la sua voglia di non svelar troppo, ok? Cioè, nel senso, quando Runiec non svela troppo, di solito prepara sorprese, ok? Una risposta. Quel poco che abbiamo capito. Può giocare Ata forse? Può giocare Sanchez? Sì. No, gli faccio, mister, ma scusa, ma allora in questo momento tu hai bisogno più di un 9? E mi fa, troppe domande. Zitto. Risponde però in italiano, no? Ale, che impressione ti ha fatto Runiec dal vivo in vista di questa partita cruciale? Ma allora, intanto è sempre positivo ed è giusto così, perché siamo in una posizione di classifica che adesso ci permette di divertirci. Non dobbiamo nasconderci, l'Atalanta ha riconosciuto il valore dell'Atalanta, lo conosciamo, non l'abbiamo certo scoperto oggi, ma andiamo lì, ce la giochiamo nonostante le assenze, ce la giochiamo a viso aperto, chissà quali sono le sorprese che ci riserva, dato che ha detto che non ci ha voluto dire niente. Non posso dirvelo e ci devo ancora pensare un po'. Chissà quali sono le sorprese, ma noi non andiamo lì con quella di, vediamo un ponticino magari, siamo in una posizione di classifica che ci permette di dire, ce la giochiamo a viso aperto, andiamo lì per fare 3 punti, come li facciamo contro il Lecce, dobbiamo farli anche contro l'Atalanta e contro le squadre di metà classifica. Insomma, sono colpito da questa positività e voglia di far bene. Io credo che se tu vai, cioè devi replicare un po' la partita dell'andata, aggressiva, vogliosa, grintosa, perché sennò se ti metti lì aspetti l'Atalanta... Cioè... Le sorprese, come dice Paolo, potrebbero essere Cavasello, Touré, centravanti di fortuna. No, invece... Chi è stato colpito? Devi essere molto sorpreso. Esatto, quello sarebbe veramente da applauso. Gli stringerei la mano e farei mister, complimenti, mi hai sorpreso. Chi invece è rimasto colpito e affondato ancora per un po' di settimane, come ci chiede Daniele, è Kenan Davis. Scappò ancora 2 settimane. Ha avuto una piccola ricaduta, non è a disposizione, non ci sarà, si sperava in un suo rientro in realtà già per l'Atalanta, perché con la squalifica di Lucca avevi bisogno di un centravanti.
non ce l'hai per ovviamente un problemino, una ricaduta fisica per l'attaccante inglese, quindi adesso Rooney può inventare, può Ha vinto la sperimentare. zebretta d'oro, è diventato il giocatore dell'anno 2024 grazie al gol a Frosinone. Ha detto bene signori, ci Il rivediamo a mio l'ho maggio, fatto, ci rivediamo a maggio quando mandi. sarà, magari Lascio farà il spazio. gol per andare in E allora conference, andiamo che nel ne tema più so. importante della partita, lo faccio ai miei ospiti questa domanda e Ospiti. Sei ospite quindi, Tu sei Stefano. un ospite. risponderei. Qua sono due Sanchez Sanchez o squadre. Iker Bravo, Il perché Nino, dando per guarda, scontato che giocherà basta. Toven, Sì, chi gioca al suo fianco? Nino Maraviglia Sanchez, ma non perché Iker Bravo non possa giocare titolare, forse sarebbe anche più adatto, no? Paradossalmente, del Nino. L'ho scritto, ho trovato un articolo su In Primo Piano, su Udinese, dove proprio parlo di questa cosa qua, e ti dico, per me Sì. gioca Alexis Sanchez, e questa coppia mi piace perché ricompone, no? Un po' un duo leggero come fu negli anni miei. So che voi siete più giovani e non avete a cuore così tanto. Ale sì, quello più Io vicino di sì. me, quell'altro un po' meno. E la coppia Totò di Natale Sanchez, cioè erano brevilinei e tutto. Erano veloci, senza dare riferimenti, mi potrebbero ricordare quella coppia lì. Quindi sì, può giocare Sanchez con un altro piccolino, leggerino, sì, può farlo, l'ho già fatto e secondo me può funzionare bene. Perché se no non puoi lasciare fuori Alexis Sanchez ancora. Cioè, Guarda, fuori Luca, fuori Davis. È l'occasione, è tante partite che è lì, no? Vediamo che solo una questione prettamente di condizione potrebbe tenerlo fuori. Cioè, se lui dice io non ho, mister, sinceramente è meglio che gioco al secondo tempo perché ho solo mezz'ora, meglio una buona mezz'ora al secondo tempo. Ma se Sanchez dice, mister, ce la faccio, posso per titolare, Sanchez. allora Ale, Stefano ha detto che ha molto a cuore il Nino, no? Invece noi abbiamo molto a cuore i nostri ospiti, quindi chiediamo proprio direttamente, do a te l'occasione di introdurle e farle la domanda, Sanchez o Iker Bravo? Sì, la saluto la mia cara amica Marina Belotti di Corriere della Sera. Ciao, ciao a tutti, Ti grazie. conosco tutti qua a Udine, Marina, ormai sei di casa. Infatti poi col calendario simmetrico son passati Ci vediamo sempre ormai. Sanchez o Iker Bravo? Chi non vorresti trovare contro domani? Quello meno bravo, chi è? Eh, No, bella scherzo. questa. Questa è la risposta più originale al momento. No, Ma, diciamo che è un po'. ditemi no, ho sentito molto della insomma, della fisicità, anche delle potenzialità di Bravo, a parte il gioco di parole, però sicuramente c'è anche l'esperienza di Sanchez. Boh, effettivamente è difficile. Penso che anche Gasperini stia pensando alla formazione, sciogliendo questo dubbio, anche per la sua difesa, perché non ci sono tantissimi ballottaggi nell'Atalanta, però uno è proprio quello tra Cossonù, che è molto alto anche con la sua fisicità, invece Ian, Jim City, che sono più di esperienza, anche che mettono il piede quando si deve, quindi è una bella incognita, diciamo. Ecco, paradossalmente Udinese-Atalanta sarà, una sfida tra 2 squadre che hanno entrambe fuori i 2 centravanti che hanno scelto per quest'anno, però perché l'Atalanta non avrà né Scamacca né Retegui, però al contrario dell'Udinese, che c'è un po' questo ballottaggio, no, chi può giocare a fianco di Toven, si parla tanto, Gasperini non si fa tanti problemi, ormai il tridente è un po' abbastanza solido, abbastanza quello, e lo faccio perché ci chiedono. Samardžić, grande ex della partita, ritorna a Udine per la prima volta dall'avversario, giocherà titolare, Marina. Allora, io lo farei giocare titolare proprio per questo, perché è l'ex della partita e perché ultimamente l'ho visto meglio anche di Pasalic, che più o meno è nello stesso ruolo, insomma. È vero che Samardžić è uno dei pochi dell'Atalanta che sa incidere anche nel secondo tempo a gara in corso, quindi a volte Gasperini lo tiene lì solamente per questo motivo, perché se non dovessero mettersi bene le cose ha sempre un jolly, mentre Pasalic magari ha più bisogno di rodare dal primo minuto. Però sicuramente sia per le punizioni, se dovessero accadere, ma anche per i calci d'angolo, per i cross, lo vedo inserirsi molto bene e secondo me ha trovato anche il feeling giusto proprio con Lookman e De Ketelaere, che ci aspettiamo dal primo minuto di nuovo. È sicuramente più in vantaggio il trequartista rispetto a rivedere uno Zaniolo come si è visto in Supercoppa con l'Inter, tra l'altro è anche diffidato, poi l'Atalanta avrà la Juve e il Napoli, quindi qualche ragionamento in questo senso lo farà Gasperini.
Io semafori spenti, no, quest'estate avevo buttato ai miei amici, questo ve lo racconto anche a voi, avevo buttato ai miei amici, ho detto: "Ragazzi, 50 € solo l'Atalanta vincente scudetto." Quota altissima, tutti: "No, ma va là, faccio: "I 50 € non li abbiam messi perché siam dei fifoni." Ecco, Sappiamo tutto sto no, vabbè, Per questa era una dire, piccola sì. parentesi per dimostrare il poco carattere che ho. Però invece arrivando all'ambiente Atalanta è un po' una domanda che si è sempre un po' allontanata, no, nel corso di questo inizio di stagione. Anche lo stesso Pasic aveva risposto in maniera molto simpatica. Ci han sempre detto di raggiungere prima i 40 punti e poi in caso vediamo cosa succederà. Ecco, nell'ambiente, perché sappiamo un po' cosa pensa Gasperini e cosa pensa la società, ma invece l'ambiente Atalanta, tifosi, stampa, eccetera, eccetera, che aria si respira? Cioè, c'è veramente la consapevolezza di dire quest'anno forse sono una delle candidate più accreditate a vincere lo scudetto? Ma in realtà ti dirò di sì, nel senso che quando me l'avevate chiesto forse 2 mesi fa ancora no, perché Eh, erano arrivate già vittorie importanti, però, si pensava potesse essere insomma un momento così che poi potesse finire. Invece col fatto che effettivamente da 110 giorni che l'Atalanta non perde in campionato e poi anche la gara per dire con Real Madrid comunque l'ha giocata molto bene, ha sfiorato il pareggio all'ultimissimo secondo con Retegui, ehm, hanno capito che è un'altra squadra rispetto all'anno scorso che già aveva vinto l'Europa League e quindi aveva già una certa sicurezza, ma adesso ancora più in fiducia e quindi vedono che sono gli stessi giocatori probabilmente un pochino a nascondersi di meno, se non altro nello spogliatoio tra di loro, senza proclamare ancora ovviamente come si fa un po' qui a Bergamo alla stampa, perché c'è questa sicurezza nei propri mezzi, anche il club che vuole trattenere tutti i big, il fatto che ci sia stati investimenti importanti e che nel campo si stiano vedendo, anche il fatto che tornerà a breve Scamacca, sono tutti molto in fiducia su questo perché han detto: "Se ha fatto così bene l'Atalanta senza Scamacca, chissà quando avrà poi 2 punti." Scalvini sta tornando proprio adesso titolare in questi giorni, quindi non può che crescere, anche perché nel girone di ritorno è sempre andata meglio l'Atalanta da quando l'Atalanta, Marina, è l'Atalanta più forte di sempre questa? Ma secondo me sì, potrebbe essere quella più forte di sempre. Difficile da dire perché quando ci sono stati Gomez, Ilicic e io ho quel ricordo lì purtroppo. Quello perché anche anche tu per sei Bergamo romantica come me, sì, 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 sei devo dire romantica. che in molti faticano anche a dire che è adesso l'Atalanta migliore perché, insomma, come stile di gioco, come alcune goleade, insomma, sono rimaste nel cuore sicuramente di quella coppia. Però c'era andata vicina poi nel 2020 anche a sfiorare il secondo posto e la semifinale di Champions, quindi anche per questo motivo. Però sicuramente vedere adesso nell'Atalanta giocatori come Quadrado, come Zaniolo fa una certa impressione, come lo stesso De Ketelare, quindi si percepisce che, potrebbe essere proprio quella più forte di tutti i tempi. Ma Resto infatti sempre però, scusami, vai. dell'ideale che è vero i giocatori, è vero tutto quello che insomma l'Atalanta ha reinvestito per giocatori forti, tutto però come nei nostri anni quando c'era Guidolin, lì io continuo a dire il top player è in panchina. Cioè Gasperini fa veramente troppo la differenza a Bergamo. Cioè, Basta vedere tutti i giocatori che ha fatto è rinascere, pensa a impo- De Ketelaere che è l'esempio più io importante forse, non è questione tanto di giocatori quanto di aver costruito con Gasperini e anche con e la lunga società, vita a Gasperini assieme alla società, ai Percassi, aver costruito quell'asset lì che funziona, c'è poco da fare. Cioè, il nostro problema di Udine tante volte, sai Marina, abbiamo anche avuto i giocatori, no, negli anni, Molina, De Paul, no? Non siamo mai riusciti a fare il risultato, non abbiamo mai avuto l'allenatore giusto. Quest'anno stiamo trovando un allenatore con cui stiamo provando a aprire un ciclo, ma noi, Atalanta Udinese, che eravamo 10 anni fa alla pari, o forse era sopra anche l'Udinese dell'Atalanta, noi non abbiamo azzeccato il post Guidolin, voi avete trovato Gasperini. il post Colantuono. Post Reia, no? Anche Perché Reia, eccetera, eccetera. No, e volevo fare una domanda, siccome tu mi hai un po' stuzzicato dicendo a breve tornerà Scamacca, l'Atalanta ha fatto talmente tanto bene senza Scamacca, figuriamoci quando tornerà. E allora,
sai, io volevo un po' anche spegnere forse le voci che sono uscite stamattina di un possibile interessamento di Lucca, no? Da parte dell'Atalanta, perché comunque è una squadra che ha puntato tutto su Retegui quest'estate, o poi il Fortuna di Scamacca, ha aspettato fino adesso Scamacca. Io appena ho letto la notizia ho detto, boh, faccio fatica a credere che adesso con Scamacca che torna vada a prendere Oddio, addirittura un asse Lorenzo Bergamo Lucca. Udine anche di mercato che è stato abbastanza caldo in questi ultimi anni. L'ultima operazione è quella di Lazar Samaric, ma prima c'è stato Musso, c'è stato Soppi. Che fine ha fatto Soppi, scusami? Atalanta Under 23 io so, no? Sì, so che si allena, insomma, con un programma personalizzato a parte, ogni tanto aiuta, sì, con l'Atalanta Under 23, però Assurdo, non si assurdo vede, questa. insomma, con la Che fu squadra. pagato anche abbastanza, adesso mi ricordo, 7-8 milioni. Sì, una cifra simile, esatto. Qua vi abbiamo dato un pacco, ogni tanto Ogni capita. tanto, abbiamo dato un gioiello quest'estate che è Summers, insomma, ogni tanto ci sta anche un Anche pacco. Musso, che è stata una cessione veramente importante. Ovvio che non sta trovando spazio Ivan Musso perché c'è Carnesecchi, però insomma c'è un rapporto anche di mercato sull'asse Udine-Bergamo. Sì, Sì. sì, assolutamente, però per l'attacco anch'io penso non se ne farà nulla, nel senso è il reparto sempre preferito da Gasperini, quindi come ha detto anche in una recente intervista non dirà mai che sono al completo in attacco, ma dirà che c'è sempre magari qualcosa in più che si potrebbe fare, per lui sarebbero tutti 11 attaccanti da mettere in campo, però appunto col fatto che ci sono 7 elementi più Scamacca che sarà l'8º a breve e già si dovrà intervallare con Retegui, bisognerà capire perché li vede nello stesso ruolo comunque Gasperini, insomma è difficile anche dare spazio a qualcuno poi così a stagione in corso, quindi nel caso se ne riparlerà in estate anche per lo stesso Maldini, che era stato l'unico giocatore che aveva nominato proprio Luca Percassi dicendo che l'Atalanta lo sta monitorando. Ecco, Scusami, all'andata l'Udinese fa una gran partita a Bergamo. Effettivamente, senza nulla togliere, Marina, non arrabbiarti, meritava di pareggiare. Poi un rigore non dato, quello di Ian, penso siamo tutti d'accordo che era rigore, e 2 errori nostri permettono all'Atalanta di vincere, forse senza troppi sforzi, una partita che l'Udinese avrebbe meritato di più. Secondo te, per far male a questa Atalanta, serve proprio giocare così, aggressivi, non lasciando respirare l'Atalanta, tenendola più lontana possibile dalla porta? Cioè, serve una partita aggressiva, o se ti metti lì aspetti l'Atalanta prima o poi i gol te li fa? No, io penso che per mettere in difficoltà l'Atalanta sì, bisogna essere aggressivi, fare pressing, perché i nerazzurri soffrono molto il pressing dell'avversario. Quando non sono loro a dettare il ritmo, ma devono subirlo, vanno un po' in bambola, a volte prendono anche più gol nel giro di pochi minuti e a volte partono anche decelerando un po' nel primo tempo, quindi si riprendono poi nella ripresa, come è stato con la Lazio, anche con l'Inter, se vogliamo, hanno fatto molto meglio nel secondo tempo. Quindi se vedono una squadra che parte subito offensiva, detta il pressing e i ritmi già nel primo tempo, come è successo poi anche a Bergamo con la stessa Udinese, potrebbero andare in grande sofferenza. Poi quest'anno rispetto agli altri anni hanno molta più qualità in panchina, quindi può subentrare sempre quel giocatore, quel jolly che può rimontarla, pareggiare i conti o addirittura ribaltarla, però sicuramente va in difficoltà in questo, sì. Udinese che è riuscita a mettere in difficoltà l'Atalanta, no, l'anno scorso 2-2, anche lì all'ultimo minuto in casa. Temete un po' questo appuntamento di Udine o non se ne parla tanto in termini, insomma, di pericolosità dell'Udinese? Sì, no, in realtà è molto temuta questa partita di domani, anche perché arriva in una situazione inusuale, che l'Atalanta non ha giocato gare ufficiali per 8 giorni ed è una cosa strana e a Gasperini di solito agli atalantini non piace perché dicono che più giocano ogni 3 giorni, più sono gli unici a dirlo, vanno meglio. Ed effettivamente questo è stato così in passato, cioè quando si sono fermati hanno rischiato poi di perdere davvero il ritmo, quindi già si teme un po' questo cambio dell'abitualità, diciamo. E poi sicuramente si teme molto l'Udinese, la sua solidità, la fisicità. Sì, è una gara molto temuta, è vero che non ci saranno le 2 punte, quindi offre appunto anche qualche incognita, come dicevamo all'inizio.
nonostante ci sia poi un trittico di fuoco in casa per l'Atalanta, perché ci sarà Juve, Napoli e Sturm Graz per la Champions, si parla quasi solo dell'Udinese in questi giorni, per cui questo a maggior Ma ragione fa capire. forse proprio per quello, perché dopo avendo 2 scontri diretti scudetto, detta come va detta, l'Atalanta non può non perdere, cioè non può non vincere questa partita, perché se no dopo paradossalmente perderebbe dei punti fondamentali che dopo, sai, con gli scontri diretti non sei mai sicuro di vincere. Quindi dici, intanto vinciamo assolutamente sta partita con l'Udinese e poi dopo almeno ci presentiamo ad armi pari, se non con qualche punto di vantaggio quando abbiamo i 2 scontri diretti. Quindi forse proprio per quello c'è ancora più attesa e anzi anche ansia di prestazione forse per questa partita. Sì, sì, assolutamente, proprio per questo. Adesso ha una serie di partite che non può sbagliare, come con lo Sturm Graz, non pensa al Barcellona che sarà l'ultima, perché è obbligata a vincere qui per provare almeno a rientrare tra le prime 8 e con un tutto per tutto nell'ultima gara, così la stessa cosa è per l'Udinese adesso, anche perché arriva da 13 risultati utili consecutivi, quindi vorrebbe dire anche interrompere la striscia dal Certo. 24 settembre. Perdere dei punti importanti perché intanto col recupero il Napoli l'ha sorpassata, quindi perdi anche l'entusiasmo, perdi tante cose e quindi è proprio una loro ambizione probabilmente filtrata anche dalle parole di Gasperini alla vigilia della Supercoppa, insomma un po' la priorità e l'obiettivo è proprio quello di far bene con l'Udinese in campionato. Prima di chiudere, di chiederti la formazione, probabile formazione, ti dico il giocatore che io toglierei all'Atalanta e dopo Marina tu mi dici chi toglieresti tu Udinese. Io ti dico, non mi aspettavo una crescita così, non mi aspettavo fosse così forte, toglierei De Ketelaar perché è un giocatore che ha molta qualità. Sarebbe facile dire Lukman, però ti dico De Ketelaar perché riesce a dare qualità alla giocata e anche insomma vedere in fase di appoggio di qualcosa che gli altri non vedono. Quindi lo sto rivedendo una specie di Ilicic moderno. Cioè, tiro fuori questo paragone un po' azzardato per uno che segue l'Atalanta, però quello che riusciva a fare Ilicic mettendo grandissima qualità all'attacco lo rivedo in De Ketelaar. Ale, tu chi toglieresti? Ma l'Atalanta è un reparto offensivo da far paura. Cioè, secondo me è quello più forte in Serie A. Secondo me non c'è Napoli e Inter che tengano il confronto, almeno in termini di profondità della rosa, perché effettivamente mancano Retegui e Scamacca, ma puoi giocare con quelli che hai davanti, puoi metterci Zaniolo, puoi metterci De Ketelaere davanti, puoi metterci Lukman e 2 trequartisti. Sono giocatori che da soli possono risolvere la partita. Anche chi partirà dalla panchina, abbiamo visto Zaniolo l'ha già fatto, Pasalic lo fa da 10 anni a questa parte in Serie A, quindi ce ne sono veramente tanti da temere da davanti, anche secondo me De Ketelaere però è quello più pericoloso. Io toglierei Marten de Roon, perché secondo me è, a parte che ormai è il figlio adottato da Gasperini, l'ha adottato, non so se sono già i documenti in atto, perché vabbè, lo stravede per lui, ma è un equilibratore che per una squadra che gioca così serve tantissimo equilibrio, per come gioca l'Atalanta è un attimo che prendi le imbarcate, ti scopri, eccetera, eccetera. Anche per il ritmo che gioca ti serve e soprattutto sa fare tutto. Cioè, ormai è avanti con l'età, tutto quello che vuoi, quindi magari può essere... Infatti più volte lo vedi anche lo sta schierando addirittura difensore ogni tanto per tappare i buchi, perché così ha meno campo da coprire. Però dà un equilibrio a questa squadra e anzi è uno dei pochi che permette a questa squadra di giocare così, assieme a Ederson. Quindi io toglierei De Roon. Grazie per aver detto De Roon avanti con l'età, insomma nostro coetaneo, no Marina? Ma per essere un calciatore, dai. Marina, chi toglieresti dei nostri? Ma vado sul sicuro, dico Thauvin, perché mi piace molto la sua capacità quindi temo la sua capacità di fare anche assist, quindi il fatto di essere un aiuto così per il reparto avanzato, chiunque ci sia, insomma i giocatori che non giocano mai solo per loro stessi, ma aiutano a far concretizzare anche i compagni, poi alla fine sono quelli che danno il via alle azioni offensive e per cui magari ci sono meno occhi addosso anche da parte della difesa, a volte anche dell'Atalanta, che si perde un po' via e quindi penso sia anche come leader da temere. È arrivato il momento che forse odi di più quando vieni nostro ospite. Il pronostico della partita, secondo te?
Pronostico, dico 2-2. 2-2. 2-2, partita con gol. Attenzione, attenzione. Come l'anno scorso. Sì, perché spesso è finita, infatti mi ricordo in pareggio anche e soprattutto lì da voi, e poi appunto l'Atalanta spesso prende almeno un gol. Devo dire che ultimamente Carnesecchi è sempre stato tra i migliori in campo, se non il migliore, quindi però può essere che con questi 8 giorni di mezzo, però un paio l'Atalanta tra Lookman e Ketelare potrebbe farli. Bene. Beh, non so. Speriamo di no, Ecco, però. esatto. Comunque vedremo domani che iniziare un po' con una bella partita così frizzante, secondo me, dai. È un po' quello che serve per questo 2025. Marina, grazie per essere Grazie stata con noi. Marina. Ciao, grazie. Grazie a voi, alla prossima, buona Un partita. saluto, grazie ancora, Ciao. ringraziamo ancora Ti Marina. salutano anche da casa, quindi Ringraziamo ancora Marina Belotti per essere stata con noi. nostra E amica ormai di Tutudinese storica, ormai una veterana di questa trasmissione. veterana, mi piace. Ale, bilancio del 2025, 4 partite importanti per chiudere il mese di gennaio, iniziare al meglio quello di febbraio, 3 partite casalinghe, una trasferta atipica sul lago di Como. Facciamo un po' una proiezione, no? Visto che Udinese abbiamo visto fino a questo momento, che Udinese potrebbe essere tra mercato, recuperi di infortunati e soprattutto avversari che lo va a affrontare, che Udinese ci dobbiamo aspettare in questo mese. Ma speriamo intanto che l'arrivo di Solé abbia portato una solidità difensiva, quella solidità difensiva che ci mancava, così da non rischiare di fare quegli errori che in queste partite, con questi loghi che vedo davanti a me, sono stati determinanti. Penso all'Atalanta, all'andata, contro la Roma abbiamo fatto una bruttissima partita. Abbiamo giocato. E col Venezia, espulsione che ci è costata la rimonta, sono 3 partite che abbiamo perso, non dico per causa della difesa, ma quasi. Speriamo che questo aspetto possa portarci bene, perché dal punto di vista offensivo ci siamo, speriamo di recuperare, insomma, Davis il prima possibile, ma questo è il miglior Luca che si è visto a Udine, speriamo che Sì. continui così. Sono partite importanti per vedere se effettivamente la stagione che stiamo facendo possa avere un proseguio tranquillo e felice, perché possiamo divertirci, come dico sempre. È bravo Ale, cioè, si Adesso può lo vediamo. divertire, dipende. Sai, fantastichiamo, fai il risultato con l'Atalanta, magari un pareggio, riesci a tra Roma, Como e Venezia a portare a casa 2 vittorie. Sì, che allora comincia, no, la classifica a essere interessante, a giocare per divertirsi, no, alla fine. Io ho scritto in settimana, è il momento di capire se questa Udinese può alzare l'asticella o meno. È vero che Costa Runes dice siamo molto lontani dal poter pensare di sognare soltanto un piazzamento europeo, è vero che l'anno scorso è stato l'anno più brutto dell'Udinese degli ultimi 10 anni, bla 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 bla, però io credo che bisogna lasciarsi il passato alle spalle, che l'Udinese abbia del potenziale, che se c'è Solé e Sanchez alzano di non poco l'asticella della qualità ma anche della mentalità, quindi io credo che ora sarà un mese chiave, proprio perché ti farà capire poi quale sarà la nostra primavera, se sarà una primavera di transizione in attesa che finisca il campionato. Abbiamo vissuto anche stagioni così, mi ricordo l'anno di Stramaccioni, l'anno di Sottil, dove avevi magari fatto bene all'andata, però anonimo il ritorno. Aspettavi di raggiungere l'aritmetica salvezza, Sì. in pratica. O anni in cui tra l'altro hai fatto bene all'andata e poi il ritorno si è tramutato un epico fallimento e hai chiuso molto male. Ne va anche del futuro lo scritto di Costa Runic, perché è vero che il progetto è biennale, perché è vero che è tutto, però ha in mano una squadra che potenzialmente secondo me può fare molto bene, e chiudere in crescendo darebbe un senso al lavoro. Chiudere in calando o nel completo anonimato, magari chiudendo più o meno come l'anno scorso, anche con magari maggior tranquillità, però con qualche punticino in più, ma attorno ai 42, 40, 42, 43, 44, vorrebbe dire, insomma, fossi Gino Pozzo, ti direi, ma Costa, Mi costi. no, non mi hai convinto più di tanto se mi aspettavo così un cambiamento. Quindi
Io la vedo così, la vedo che l'Udinese deve andare a fare un ritorno, cominciando dall'Atalanta, poi puoi perdere con l'Atalanta, poi ci sta a perdere con No, l'Atalanta, certo. però facendo un ritorno in crescendo, non in calando. Anche perché non avrebbe gli alibi questa squadra per fare un ritorno incalando, perché adesso siamo anche sul mercato, sono andati a puntellare quei reparti che fino a questo momento avevano un problema. L'hanno fatto con la difesa, con la porta, il rientro di Sanchez riporta un tassello in più in attacco. Un Aspettiamo esterno se arriva un arriverà. esterno. Di Arriverà. conseguenza, se come dovrebbe essere nessun pezzo importante partirà, Chiedo a casa, a chi assomiglia Selvic? Perché noi non l'abbiamo visti nella stessa stanza mai. oggi. Quindi Allora, quello vicino, Gökhan, assomiglia un po' a me senza la barba. sì, Il io look è sembro quello. il signor Collavino, Tu fra tra un tanti po' anni di potresti anni sarò essere... così. Ma quello al centro, amici da casa, chi è? Sembra di averlo Oltre già ad essere il nuovo visto. portiere dell'Udinese, a me sembra di averlo già visto. Ma Lovric, dicono dicono. Lovric, Pensate Allora, quello più in con la grande. giacca bianca assomiglia al nostro direttore, Sì. senza barba. senza barba. No, La qualità è la stessa, la qualità dei Ecco, piedi. Stefano dici. adesso non ha tempo, per la qualità sarebbe la stessa. Non l'hanno Andanovic. Non ci arrivate, niente. Tra l'altro è Vabbè, vestito come me oggi. non Ah, importa. è vero. Eravamo Cavolo. vestiti uguali. McGregor. Cavolo, è vero, è vero. No, io totale lascio dire a Alessandro che assomigliava. Assomiglia all'altro Alessandro alla mia destra. Assomiglia È proprio a una Alessandro. somiglianza che mi ha scritto in 2. Palesemente grande oh, Bill. Filippo, bravo. Allora, guarda, quando sono andato... Cioè, è bello che assomiglia anche a McGregor. Beh, lo prendo come un complimento se io assomiglio a McGregor. No, me l'hanno detto quando ero a TV12 nei commenti, ha scritto Selvi che è palesemente il volto di Vescini con la barba di Pontoni. Adesso riguardiamolo e in effetti Sì. ci siamo, ci siamo. Io non ho quelle spalle e mi mancano 10-12 centimetri della sua altezza. E milioni. E probabilmente anche quello, però dai, ci siamo. Infatti è per quel motivo che stamattina avevo dovuto salutare per una mezz'oretta perché mi aveva chiamato Gökhan. oggi è venerdì, siamo anche noi frizzanti. Mi fai la firma del contratto, per favore, che facciamo le foto. Faccio, va bene, arrivo, poi sono tornato da voi. Per quello ti avevo scritto, non ti avevo parlato a voce. Per quel motivo lì, torniamo seri. Tutte le robe di mercato, ragazzi, martedì puntata sul mercato. Però carichi. Alessio ti dico, se vuoi ti rincuoro, stanno cercando un esterno, stanno andando a prendere un esterno e in uscita ti dico c'è qualcuno che andrà via tra quelli che non giocano, quindi non preoccupatevi, i titolari restano, vanno via gli esuberi e andiamo a prendere un esterno. Christensen riuscirà a tenere Lookman? Solé riuscirà a tenere Lookman, ma non gioca da quel lato lì, no? Poi vabbè che No, può anche invertirli per una questione di difensiva. Vediamo. Sì, vediamo, però mi dà molto più fiducia Solé su Lookman, anche se mi dicono Solé non è così veloce, io il più forte lo lascerei marcarlo a Solé. Ale, mi vedresti esterno destro? No, io ultimo a destra in panchina, ma esterno. No, io guarda, ho giocato nella nostra rappresentativa giornalisti, è un buon mediano, un buon Karlström. Se non gioca, sì. Un buon Karlström. Non è un Pagero, non ha quel dinamismo lì. Anche se ho fatto un inserimento che ha fatto delle cose alla Nocerino positive, quando Ibra lo lanciava. Però è un equilibratore, ecco. È un equilibratore. Per quello ho detto De Ron, perché mi ci rivedo. Sono sorpreso che vogliate vincere con la Allora, Alessio ci chiede, andiamo al prossimo tema della partita. Secondo voi Atta può giocare titolare? Per Stefano? me sì, l'ho detto anche oggi più volte, gliel'ho chiesto anche a Runes che mi ha risposto forse. Non so perché io e Runes non riusciamo a capirci nelle cose. E io lo stuzzico sempre sulla la formazione. Per me Atta può giocare. Perché? Perché è il centrocampista che ha ad oggi, secondo me, riesce a dare sia quantità che qualità. È giusto dargli anche una chance, non l'ha mai avuta dal primo minuto per giocare una partita così importante. È vero che c'è Lovric, è vero che Lovric è un titolare, è vero che è un uomo importante anche all'interno dello spogliatoio, ma non mi ha così convinto a Verona. Né lui né Pagero, però di Pagero è una questione fisica, perché il vero Pagero abbiamo visto contro l'Atalanta all'andata, se sta bene determina, inamovibile. Lovric dico sempre, cioè dopo 3 anni che sei qua forse mi aspetto di più. E una chance la darei, Atta. Sai, il calcio funziona anche così. Chissà che una panchina per dare spazio ad Atta faccia bene a Lovric.
Perché è vero, non è l'Obric che abbiamo visto nel suo primo anno a Udine e nelle stagioni successive. Chissà che guarda che ci sono anch'io e che posso giocare anch'io, possa dargli una svolta. Atta mi ha impressionato più anche di Ekkelenkamp. Ti dico la verità. Sì. Di Ekkelenkamp ancora fatico a decifrarlo, cioè mi aspettavo un giocatore, un Samardžić per qualità, non magari la qualità cristallina di Lazar, però comunque un giocatore addirittura è cristallina adesso. di Samardžić, sì. Non ho parole, veramente. Dopo ti vado a recuperare le vecchie puntate dove lo distruggevi. Ma sì, Samardžić. ma che camminasse, Adesso non c'ha qualità cristallina. mai detto che non ha qualità, che era giusto andasse via da Udine, che non ha dato abbastanza, è vero. Poi se vuoi Tra l'altro domani scritto che segna Samardžić. ma ovvio, segnerà anche Quadrado. Sì, negli Cioè, astri. è sicuro. Comunque, sicuro, lui è Quadrado. Marco ci chiede, modulo 3-5-2, allora andiamo a vedere la propria formazione, andiamola a commentare assieme. Dipende, ha detto Alessandro Sci prima, appena finita la conferenza stampa, si è girato insieme a me e gli fa se gioca con 3 punte ha le palle grandi così, Runic. Vedremo, però la vedo molto dura. Sì, la vedi molto molto dura, vediamo un attimo cioè, più che altro per una questione di uomini, perché tu hai Bravo, Sanchez e Tovenne e Brenner fuori rosa. Pizarro ormai finché non trovano un prestito non gioca, e quindi cioè, io dico, se giochi con 3 uomini e dopo non hai cambi, vuol dire che hai 2 beep così, e quindi mi sorprenderebbe. Però è chiaro che per una questione di... Filippo scrive, davanti metterei Brenner, ora che può giocare prima punta, se poi non parte proprio nel corso del mercato è uno spreco. È successo qualcosa che non va con sto povero Brenner, perché l'abbiamo parlato anche l'altro giorno, no? Era entrato, stava facendo qualcosina, ha fatto gol col Vittoria, col Como. Ale, tu sei tra quelli che bocciano definitivamente Brenner o lo salveresti? Ultimamente no, ma nella prima parte di stagione ha avuto i suoi spazi, ha avuto le sue occasioni, ha segnato contro il Como, se vi ricordate un gol, sì, rocambolesco, ma un gol che vale un gol, è una vittoria. Secondo me ci sono giocatori che possono esserci più utili e che hanno dimostrato anche in meno tempo, penso a Iker Bravo per potenzialità, di avere un qualcosa in più. Ecco, tu faresti giocare Iker Bravo se tu sei Runic, perché dopo era arrivato a Marina, non ti avevo fatto rispondere, però Sanchez e Iker Bravo. Io sono della scuola di pensiero di Stefano. Sono cresciuto con Sanchez e non vedo l'ora di vedere Sanchez e basta. E secondo me dal primo minuto ha più senso. Ti dico la mia, la migliore prestazione, seppur breve, di Sanchez qual è stata? A San Siro con l'Inter. È partito dal primo minuto. Poi abbiamo deciso di regalarla all'Inter con quel retropassaggio di Ekkelenkamp e quindi la partita è preso un binario diverso. Chiediamo anche agli amici da casa, cosa fareste? Sanchez o Iker Bravo? Però è lì, è in quel momento che ha dimostrato di più. Una partita del genere dove, speriamo di no, però ci sta di arrivare al 60° sotto 2-0 e metti Sanchez, farebbe molta più fatica. Dato che andiamo lì per vincerla, come dovremmo fare sempre, perché non provarci dall'inizio? E quindi con questa formazione qua, che Udinese ti aspetti? Cioè, che ti aspetti un Udinese che va a aggredire? Questo è quello che ti voglio chiedere, perché visto tutto, io mi aspetto un Udinese che giocherà di rimessa. Punto. Per quello volevo Iker Bravo dal primo minuto. Però capisco anche il tuo ragionamento. Che senso ha mettere Sanchez se stai già perdendo 2-0? Massimo scrive Sanchez dal primo minuto, Stefano scrive Sanchez, tutti scrivono Sanchez, tranne questo è... Tutti. Tutto Ultimi 3 commenti su Bravo. Stefano, calma, lascia scrivere la chat, lasciali scrivere. Ma perché non vuoi Sanchez? Ma che ti ha fatto Sanchez? Parli con me? Che ti ha fatto il Nino? No, allora, io ti dico semplicemente... Sì, non ripeto cosa hai detto del Nino, perché è irripetibile. Fra te e Marchiol, guarda, se sentisse il Nino, cosa avete detto di lui? Oggi per fortuna che c'era... Chi è che mi tenevo? Perché ho detto oggi di mettere le mani addosso dopo quello che ho sentito. Ale. Hai detto una cosa veramente irripetibile. Io spero che mi smentisca. Però cioè se arriva in una gara tu e Marchiol a dire che Peppino che è un acquisto senza senso. No. Sì, l'hai detto. Ma perché non devi dire? Ma no, perché tu cambi le cose che abbiamo detto. Ale, no, difendimi. Io ho sentito... No, abbiamo sentito una cosa molto sentito una parola che no, non allora, mi permetterò mai. se vogliamo dire la verità, diciamo la verità. Se no, se vogliamo raccontare le cagate, diciamo le cagate. Allora, la questione è stata molto semplice. No, perché mi metti in bocca, però che non ho detto. Allora,
io e Marchiol cosa abbiamo detto sul momento? Abbiamo detto, sul momento. su quel Marchiol momento lì non che voleva parlavamo. vedere Sanchez. No, ma perché? E io su quello gli ho dato ragione. E aspetta che tolgo la formazione, dopo la analizziamo. Io su quello gli ho dato anche ragione, no? Preoccupato per Davis? No, semplicemente una piccola ricaduta Stesso problema muscolare. muscolare, nulla di grave. Cioè, sappiamo che un giocatore con la sua struttura fisica può incorrere in ricadute, lui purtroppo l'ha avuta, quindi nulla di grave, cioè, semplicemente ci vuole un po' più di tempo. Comunque, su quello che diceva Davide, Davide dice, ok, ho capito, però se Sanchez in questo momento, ok, non mi dà neanche la garanzia di giocare 60-70 minuti ad alto livello, ok, e io devo, cioè non mi serve, ho detto, allora non è un acquisto che cioè non è un giocatore che in questo momento serve all'Udinese. E io gli ho detto, Davide, per fortuna l'Udinese in questo momento può anche vivere senza Sanchez, come è stato fino a questo momento. Poi è chiaro che se c'hai Sanchez al 100%, che sta bene in eravate forma... stati un po' meno diplomatici. No, abbiamo detto così. Adesso questa è una risposta un po' democristiana. No. Prima No, eravate... abbiamo detto in questo momento l'Udinese ha bisogno di Sanchez. O sbaglio? O non abbiamo detto così? No, cosa ho detto? Non ho detto così. Sì, ci riferivamo a un'altra cosa. Non lo Dicevamo diciamo. quell'altro... Quello è un altro discorso. Tu mi hai detto sull'acquisto, io ti ho detto in questo momento l'Udinese ha dimostrato di non aver bisogno di Sanchez. Ale, ce l'abbiamo. Però. Detto che ce l'abbiamo. Quindi Quindi arriviamo al dunque che ce l'abbiamo. A gennaio non ci serve. Io Sanchez lo voglio dall'1 al 90esimo, scrive Cristiano. Arriviamo al dunque su Sanchez, quindi. E io ti dico, se la partita migliore l'ha fatta con l'Inter, sì, va bene, ha giocato 12 minuti quest'anno, quindi è chiaro che quella dove ha giocato di più è la partita migliore. Guarda caso, cioè, sì, Matteo, abbiamo ancora posto per Como, scrivici su Facebook o sulla mail o sui numeri che trovi nella locandina, scrivici per Como. E io dico, sì, ho capito, ma un Sanchez che ha 45 minuti nelle gambe, che entra nel primo tempo contro l'Atalanta, una partita in cui l'Udinese giocherà di rimessa col 5-3-1-1, ci chiudiamo dietro e ripartiamo. Cosa abbiamo detto prima? Abbiamo giocato bene con l'Atalanta. Di rimessa prendi 5 gol. È chiaro che con Sanchez in campo non è il suo rincorrere gli avversari come farebbe Iker Bravo, che ha l'età per farlo. Sta di fatto che Bravo deve iniziare a giocare di più, altrimenti ci manda a fare... Certo. Ma Sanchez? Uguale, peggio. Sanchez arriva qua e il suo ritorno è... Mi sono fatto male, poi ho giocato qualche volta, ogni tanto, dei spezzoni. Ma col carattere che ha non puoi pensare di tenerlo fuori. Non credo che Sanchez... Certo. Si è allenato bene, diciamo come è andata la settimana, si è allenato molto bene. Tra l'altro c'era stata una bella foto che con Iker Bravo proprio, si è allenato molto molto bene, la condizione cresce. Io mi giocherei questa carta, Alexis Sanchez. Però io, sapendo che è l'unico giocatore che al momento hai a disposizione assieme a Thauvin che ti può risolvere la partita con una sua giocata, io voglio sfruttare al massimo questa sua caratteristica. Adesso pongo un'altra domanda, vediamo cosa mi dici. Allora, noi giocheremo a 2, no? Probabilmente. Sì. Qua ho letto che stanno cercando, Frank scrive, stiamo cercando un terzino per passare a 4. Ma anche senza terzino passiamo a 4, appena torna Davis. Però, torna Luca, torna Davis, c'è Thauvin, dove metti Sanchez? Continua a non farlo mai giocare? No, io ti dico, se Sanchez mi dimostra fisicamente di star bene, io lo metto titolare con Sì, Thauvin. ok, con Luca, dove lo metti? 4-3-3 con Thauvin, Luca e Sanchez. Dato che il 4-3 non lo faremo, probabilmente forse mai quest'anno. Perché no? Ma no. Perché no? L'abbiamo iniziato a farlo. Non vedo segnali. L'avevamo iniziato a farlo, poi ci sono stati gli infortunati e siamo ritornati a 3. Ma non lo so, non mi dà segnale in quello. Io vorrei, sai che vorrei. Bene. Fortemente, Allora, ma non mi dà quel segnale. Rispondo alla tua domanda. Fra 2 settimane, finito che gennaio, quando gioca Sanchez? Rispondo alla tua domanda. Questo è stato il ritorno. Rimaniamo al 3-5-2 per sempre. Allora tu hai di forti che meriterebbero di giocare dal primo minuto, poi tralasciando i giovani che devono crescere. Tu hai Thauvin, Sanchez, Luca e Davis. Non chiedermi, ma chiederlo a lui. Io per quello secondo me passiamo a 3. Ma rimanendo Udinese Atalanta. Io penso che Sanchez abbia voglia e necessità di giocare. Non puoi pensare. Tra l'altro, come fa a entrare in condizione uno di 36 anni se gioca 5 minuti, 10 minuti per partita e si scalda per altri 10? L'altro giorno si è scaldato per ultimo a Verona. Allora, o non è in condizione, allora va bene, gioca Iker Bravo. E si dice, Sanchez non ha nelle corde, nelle gambe, possibilità di giocare più di mezz'ora, 20 minuti al massimo. Ti faccio una domanda allora. Se effettivamente lui dice che è pronto per giocare di più,
allora non mi capaci Io perché non ti giochi. faccio una domanda: il poco Sanchez che hai visto col Torino, col Verona e in parte No, non puoi con l'Inter, giudicare può Ale. giocare 90 minuti? Non puoi giudicare Ale in 10 minuti di No, partita. ma Ale, ma non stiamo parlando di 90 minuti, lo sai che Allora ci sarà una staffetta tra lui e Bravo. Esatto, e allora meglio aver Sanchez quando la partita è già iniziata, che con lui è più fresco, le squadre sono un po' più stanche, lui gioca gli ultimi 30 minuti e con una giocata può pareggiarti la partita anche se Io ti perdi. ripeto che il No. Sanchez giusto l'abbiamo visto al contrario, al primo minuto. E se veramente giocheremo di Non rimessa, come spero che incidere non all'ultimo. sia, è vero, Iker Bravo è la soluzione giusta perché Sanchez non può pressare con l'intensità che presserà Iker Bravo, con cui presserà lui. Però ti dico, Se vuoi giocarla in modo offensivo da subito, chi meglio di Sanchez? stiamo buttando il nostro potenziale, è imperativo certo. passare 3 davanti, ma sono d'accordissimo. ragazzi, ma sono d'accordo. Io penso, ti dico, che il primo 4-3-3... Ma scusa, e se tu facessi un tridente, tu con un tridente, perché non puoi farlo? Perché anche Kellecan puoi alzarlo a tridente. nel Certo, secondo come tempo. facevi col Parma, certo. Ma Quindi 3-4-2-1. puoi anche, io vorrei, guarda, sarei veramente contento domani che facesse giocare Sanchez, Thauvin, Iker Bravo. Iker Bravo. Mi privo di Lovric in questo momento. Mi privo di Lovric. E quindi giocheresti? Sanchez, 3-4-3? Thauvin, Iker Bravo. 3-4-3? Non lo faremo mai. 3-4-3 no, Mai. 4-3-3 è più Io probabile, penso, mia supposizione, ipotesi, cioè basata su me, io penso che col Como torniamo a giocare a 4. Ha ancora la gamba fasciata. Chi? Sanchez? Non so, Carlo, di chi tu stia, chi ti riferivi. no, Ale, è probabile col Como, perché Pizarro no, Alessio, perché Pizarro è in uscita, andrà a fare Pizarro non è esperienza in pronto, prestito. diciamo la verità, Pizarro non è pronto in questo momento tatticamente a giocare in Serie A. Molto brutta da dire, sì, però si sono accorti di questo e quindi purtroppo ha bisogno di giocare, magari anche in una categoria inferiore, per prendere un po' di dimestichezza e Ma ambientarsi perché meglio non nel facciamo una presa calcio. di coraggio? E andiamo a giocare col tridente già domenica. Ma perché Sì, da domani. quant'è che diciamo serve coraggio e non l'abbiamo mai visto? Cioè io ti dico, Ma se tu, guarda, se io ti, Ma io ti dico, guarda, ho vabbè, visto io son tante d'accordo partite con te, dove ci io siamo son messi d'accordo. lì. Quante partite abbiamo visto in questi anni dove ci siamo messi lì, Ale? Per no? Poi cosa mi è andata? Siamo messi Esatto, lì, boom, 3-0 per gli però è altri. quello che abbiamo sempre visto però, fino adesso. scusa, al 60esimo, quando Sanchez sarà effettivamente Metti stanco a e Thauvin Kellenkamp. comincia Metti a a Kellenkamp vacillare, e cambi modulo. E allora lì capisci perché secondo me lui farà una scelta più conservativa? Sì, Proprio vabbè. per questo motivo che hai detto tu, Ale. Conserva, vincerà l'Atalanta 3-0 se ti metti dietro ad no, beh, aspettarli. certo. Prima o poi te lo Dipende, fanno, cioè nel senso, ti dico, 4-3-3 è l'ideale, Kellenkamp lo ha già fatto. a me per esempio ha sorpreso vedere un Rounic conservativo a Verona. Lì mi ha sorpreso molto, perché comunque avevi le occasioni per cambiarlo. Ok, col Torino, cioè prendi 2 gol da 2-0. È normale giocare a 3 davanti con un attaccante di quel calibro. Sì, ma non è questa la settimana, secondo me. No, ma probabilmente no, cioè resterà col 3-5-2. Ma non è la settimana, non lo era col Verona, non era prima. Perché, Però ma qui ti manca dico, una ragazzi, punta, dai, qui anche manca Iker una Bravo punta. ha ragione. Io ti dico, è giusto che Cabao non si incazzato non giochi. Sì, poteva giocare anche lui come attaccante in un tridente. Perché no? 3-4-3 ce la giochiamo, pazienza se perdiamo, ma anch'io sono d'accordo. Cioè, abbiamo buttato via un sacco di punti per prima di non prenderle. A Roma, siamo andati là, eravamo primi in classifica, siamo messi dietro, quando è finito? 3-0. 3-0. Cioè, con l'Inter uguale. A parte l'Atalanta, che col 3-5-2 abbiamo aggredito, le altre partite con le grandi che abbiamo aspettato, abbiamo preso pallonate, perché anche contro il Milan, se non c'è l'espulsione di Reinders, ci hanno preso pallonate i primi 20 minuti, noi tutti bassi là dietro. Ma infatti io per quello è da una settimana che dico, secondo me Rounic in qualche modo ci sorprende. Io sono convinto di questa cosa. magari. Io sono convinto perché quell'uomo lì è matto, cioè in positivo, in senso positivo, è matto. Cioè, chi fa 4-4-2 a Monza con Kellenkamp e Zarraga esterni? No? Cioè, capito? Ha queste idee. Io mi aspetto che in una situazione in cui si ritrova praticamente con le spalle al muro perché non ha tante scelte a disposizione, io mi aspetto che magari dica, oh, tutti volete il 3-5-2? Cioè, scusa, ho sbagliato. Non volete. Tutti vi aspettate il 3-5-2? Io metto un 4-4-2.
non so adesso come. Tra Mi quella invento, mi faccio una Ma roba oggi, magica. quando mi ha risposto, forse mi ha fatto ridere perché ho detto, Ma perché cosa hai nella testa? lui Cosa c'hai? lui Volevo entrargli secondo con me una ci vite sorprende. nella testa e capire cosa sta pensando. Secondo me ci sorprende. Può Ma essere anche come magari, dice Andrea ma Ziraldo, magari. gioca con Tovin unica punta. Può essere, perché magari dice io metto Ekene in campo Agüero, Carson e Lovric, tutti dentro in campo, cerco di tenere il più tempo possibile la palla con 4 centrocampisti di palleggio e via. E Tovin va lì, boom, fa quel che riesce. Magari, non lo so, nella sua idea. Vediamo. Io mi aspetto veramente qualcosa di Io, guarda, sorprendente. sarei veramente, veramente gasato e se domani facesse giocare Sanchez, Bravo e Tovin con 4 dietro, Biol e Solé centrali, terzino Zemuro da una parte, a destra per me può fare anche Christensen il terzino a destra, tanto non devi spingere, devi star lì, perché anche giocare 3 loro davanti, uomo contro uomo, Ci divertiamo. Però Quanto è bello, quanto tempo era che l'Udinese non aveva così tante scelte di formazione e opzioni del giorno prima, che ci faceva un po' impazzire nel capire cosa succederà il giorno dopo. Bello. Cioè, No, quanto è bello hai questa ragione. cosa. Siamo abituati, siamo arrivati da anni in cui 11 titolari, Dio non guardi, che si rompa qualcuno, si salvi chi può, se succede, speriamo che tutto vada bene, sono quei 11 lì, sperare che durino 90 minuti. Adesso ne abbiamo di alternative. anche perché il 3-5-1-1 attendista e conservativo ormai l'hanno capito tutti come giochiamo. Beh, da 10 anni gioca così, ormai Quindi siamo ti prevedibili. ricordi l'anno scorso, non mi ricordo che allenatore era, che disse sì, studiato Udinese, sì, è facilmente prevedibile. Sì, che non era, mi pare, Pep Guardiola. Gilardino. Ecco, Gilardino. Quindi leggi la Sì, domanda volevo di arrivare a quello. Michele, quella domanda alla bozza. Domanda all'abbozzo per Stefano Pontoni. Domandona, abbiamo una buona squadra, Stefano, che se giocasse come sostieni tu potrebbe avere più punti e puntare, non Pontoni, puntare a un sogno. Siamo sicuri però, Pontoni, Stefano, che ci vogliamo andare? Ma per avere meno spese in futuro ci accontentiamo di ciò che accade valorizzando alcuni che continuiamo a fare plusvalenze e continuare un po' contorta questa domanda, ma il senso della domanda è, cioè, siamo sicuri ci vogliamo andare oppure ci vogliamo accontentare di essere stabilmente in Serie A e continuare a fare questo lavoro, giochino che stiamo facendo molto bene, cioè di prendere giovani, valorizzarli e poi fare plusvalenze con essi? Stefano, siamo sicuri che ci vogliamo andare? Sono un grande sognatore. Sempre. No, non tu. No, ti Lui dico, intendeva... aspetta, io ti dico di mio, quindi per me bisogna sognare e giocare anche il modo con un gioco che fa sognare, quindi con un grande attacco, con questo gioco in avanti e tutto, e farei giocare così. Poi dubbi vengono che non so perché non vogliamo, cioè ci diamo tante volte la zappa sui piedi da soli. Secondo me l'Udinese ha un potenziale maggiore nelle capacità di quello, anche di quello che abbiamo visto in questa prima parte di campionato, perché abbiamo visto comunque poco. Cioè io della rivoluzione di Rooney, no? Della prima conferenza dicevo gioco palla a terra, tutti in avanti, calcio totale, non ci sono riferimenti. Io non ho visto un cazzo di tutta sta roba. Ma no, ma è vero, l'ho vista un po' a Parma. Termini. L'ho vista un po' a Parma, l'ho vista poco. Cioè, io mi va bene, ma se devo fare un difensivista mi tenevo Cannavaro. Cioè, se voglio fare qualcosa di nuovo, di diverso, è questo che secondo me Rooney si gioca tanto nel ritorno. Perché giù Rooney o fa qualcosa di più e di diverso da quello che hanno fatto i suoi predecessori più recenti, se no è un Sottile come un altro, capisci? Cioè anche Sottile era venuto qua che aveva un altro calcio in testa, poi ha fatto il 3-5-1-1, morto Dell'Ofeu, morto il gioco. Se non inventi qualcosa, non lasci qualcosa. Ma siamo sicuri che ci vogliamo andare? Perché siamo ancora inebriati un po' dalla novità, no? Da Runes novità. Dal fatto che però, non parla italiano anche. Sì, fra 8 mesi o quando 8 mesi troppo, ma a maggio non sarà più una novità. Quindi cosa ci resterà di Costa Runec? Ci resterà quello che lui ha portato, la novità, il cambiamento. Ma se di cambiamento non si è trattato e se più o meno siamo nella classifica quella dell'anno scorso, se più o meno giochiamo uguale, io fossi Gino Pozzo direi, boh.
io penso Non che mi ha dato tanto questo Sì, io cambio. penso che la domanda di Michele non fosse tanto alla bozzo, la domanda alla bozzo di Michele non fosse tanto rivolta all'allenatore, più La ai piani società, no, alti. no, Quindi, certo. cioè, lui dice, siamo sicuri perché Rooney, io penso che ogni allenatore, come ogni giocatore, voglia ambire al massimo, però poi sa che non dipende da lui, dipende sempre da poi chi guarda, chi comanda in alto, no? Quindi forse la domanda che voleva farti lui era più su, noi siamo sicuri che l'Udinese voglia effettivamente rientrare in Europa, cioè ritornare in Ma Europa. io dico, vuole tornare in Europa, converrebbe di base perché un giocatore, una plusvalenza vale di più. Guarda le plusvalenze dell'Atalanta, ha venduto Højlund a 80, quanto? 89, una roba del genere? 85. 85. Se l'Atalanta fosse arrivata 11ª, Højlund faceva il stesso numero di gol, sicuramente lo vendevano a molto meno. Quindi la vetrina, cioè per mettere in vetrina i giocatori devono fare grandi risultati. Secondo me anche lo stesso Samardžić, che non ha fatto granché a Udine, è stato venduto poco per quello che potrebbe essere il suo potenziale. Stesso discorso per De Paul, stesso discorso, cioè, quindi i risultati grandi e le grandissime chiamate arrivano quando fai grandi risultati. Sanchez andò dopo la Champions al Barcellona e non era il Barcellona di adesso che non sanno far giocare Dani Olmo o quell'altro, un Barcellona misero, era il Barcellona che davanti c'erano Messi, Neymar, Barcellona che era dominante, capisci? Quindi tanto per dirti che i risultati portano anche le plusvalenze, quindi l'Europa porterebbe plusvalenze ancora più grandi, quindi per me, secondo me l'Udinese dovrebbe avere tutto l'interesse a tornare in alto, ma proprio in termini, parliamolo chiaro, di soldi e di affari. Più vai su, più il giro d'affari si ingrossa, più stai giù, più il giro è piccolo. Quanto è difficile però ad oggi scalzare una tra le grandi, Stefano. Devi sperare sempre nell'anno di un fallimento di una grande. Quest'anno è cioè l'anno del fallimento della Roma per il momento. E il Bologna che secondo me alla lunga non si ripeterà come l'anno scorso. Ma quello solo perché ce Beh, l'hai con l'italiano, perché in ma realtà sta Italiano è il facendo meglio di peggiore Thiago allenatore del Motta e mondo. c'ha anche la Champions. Sta facendo però meglio per di Thiago dirti, Motta e c'ha guarda, anche la Champions. L'esempio è proprio il Bologna. Il Bologna l'anno scorso l'ha fatto. Ha venduto Zirze che in Inghilterra lo hanno già scaricato, non lo Appunto, vogliono e sta più. facendo meglio dell'anno scorso il Bologna. Quindi il discorso è quello molto Beh, corretto. meglio. Beh, come punti, ha una media no, punti sì, migliore di Thiago Motta e più c'ha gli impegni in Champions che Thiago Motta non aveva. Thiago Motta sta facendo male alla Juve. Ti danno soldi italiano? Non so, sei parente di No, italiano. io non capisco sta tua crociata contro Italiano. Secondo me è un buon Italiano per me è uno allenatore, però il peggiore allenatore del mondo, mi sta proprio sulle scatole. ma quella è la persona, vabbè, l'allenatore a me non è che dispiace tanto. Anche faccia giocare lo Spezia. Io con l'italiano non andrei neanche a bere un caffè, non so. Comunque, ormai è partito. Vincenzo, se ci stai ascoltando, non passare alla fiera. Vincenzo, ti aspettiamo. No, comunque... Ti ho detto che oggi ero frizzante. Ma ci vuole. Io ti dico, come dicevi tu, e come aveva detto un commento, non mi ricordo chi, quest'anno, secondo me, è un anno atipico. In generale per tutto il calcio italiano, perché tu hai una lotta a scudetto equilibrata come non si vedeva da tanti anni, perché l'altro anno ha ammazzato l'Inter il campionato, l'anno prima aveva ammazzato il Napoli, l'anno prima ancora il Milan aveva vinto con l'Inter, adesso sto andando a memoria un po' di... ed era lotta a due, le altre non hanno mai lottato per lo scudetto, l'anno prima ancora del Milan aveva vinto la Juve, l'Inter. No, di nuovo l'Inter, scusate, aveva vinto l'Inter, aveva ammazzato il campionato, l'anno prima aveva vinto la Juve, l'ultimo con Sarri. Quindi è da 5, 6, anzi da 15 anni, perché la Juve non ha mai lottato, forse solo il primo anno aveva lottato lo scudetto, ha sempre vinto lo scudetto con largo anticipo, è il primo anno in cui effettivamente c'è tanto equilibrio, cioè che tu effettivamente ogni giornata non sai chi è la favorita a vincere lo scudetto, perché dice l'Inter sì, però poi sai l'Inter quest'anno ha una grande chance in Champions, poi c'è il Napoli che non ha le coppe, c'è l'Atalanta, cioè ci sono le incognite, Lazio, tutte squadre che comunque... squadre come Inter, Atalanta e Napoli devono battere anche una Lazio per vincere lo scudetto, ma non è facile vincere contro la Lazio. Guarda il Napoli, ha perso sia in Coppa che il campionato in giro di 3 giorni. Quindi è un campionato super equilibrato, con squadre che con le nuove competizioni europee hanno molta più chance di andare avanti. Perché Marina parlava prima, l'Atalanta si gioca al tutto prodotto con lo Sturm Graz per passare tra le prime 8. Sì, ma tra le prime 8 dirette. Poi, se arrivi nona, non è che sei eliminato, c'hai i playoff. Quindi c'è ancora un sacco di possibilità. Quindi ti tengono impegnati, giochi ogni 3 giorni, cioè è un impegno. In più c'hai le altre squadre di mezzo, definiamole così, quindi il Torino, eccetera, eccetera, che stanno facendo male. Tra le squadre di mezzo, l'unica che fanno bene, mi permetto di dire, sono Fiorentina,
Bologna e Udinese, no, di quelle di mezzo, tralasciando le big, le altre squadre, e la Roma sta facendo male, per esempio, no? Le altre squadre di mezzo che stanno facendo bene sono queste 3. Quindi tu hai effettivamente un'occasione molto ghiotta di arrivare fino in fondo, ok? A questo campionato là, ancorato. Noi continuiamo a dire, sì, ma l'Udinese quanti punti ha perso quest'anno? Eppure, se guardiamo la classifica, è sempre più vicina alla zona Europa che alla zona retrocessione. Sì, Ok? cominciando quelli che ci hanno tolto gli arbitri. Sì, ma tralasciando gli arbitri, nonostante tutto, Eh, l'Udinese è ancora più vicina va alla detto zona... anche quello, No, però. certo, Va ma quello detto. Ci hanno ormai... tolto punti. No, ma quello è Poi ovvio. noi abbiamo fatto Arachiri e siamo una manica di matti a buttare via punti per la colpa nostra. Però guarda che a Bergamo è rubata quella partita, è un punto. Milano, non parliamo, un altro punto. E non ti sto dicendo 3, ti sto dicendo 1 per restarmi Sì, sotto. e Quindi l'Udinese avrebbe potuto avere 3-4 punti in più. aggiungici le partite che abbiamo regalato noi. Sì. Aggiungi quindi quella col Genoa in casa, siamo partiti in 10. Aggiungi il 2-0 a Venezia e riusciamo a farci rimontare dall'ultima Dal Venezia. classifica, sono altri 6 punti potenzialmente. Quindi Insomma, l'Udinese aveva nelle corde di poterne fare 30. Mm. Penso sia fuori di dubbio che nelle corde avesse 30 punti almeno. Comunque, ipotizzando tutto, tu sei a 25, la proiezione è 50. L'Europa è a 56-57. Contando i punti persi per errori arbitrali e le partite che hai buttato via, se tu già solo se fai questo campionato, ok? Quindi un campionato con tanti se, con tanti ma, con tanti rimpianti, no? Perché non hai ancora avuto Sanchez al 100%, eccetera, eccetera. Dov'è non l'hai avuto per 2 mesi, eccetera, eccetera. Cioè già solo con questa cosa, Udinese, in proiezione può ancora rimanere ancorata a quell'8º, 9º posto che con il super ranking potrebbe aggiungere un posto in più in Europa. Quindi, cioè, già contando tutto questo, Udinese, secondo me, deve puntare all'Europa. Cioè deve pensare di provare a rimanere aggrappata il più possibile al treno Europa, ma perché anche non per i si sa giocatori mai. che hai, perché tu mi dici l'Udinese non ha giocatori per fare l'Europa. Allora Biolo è un giocatore protagonista all'Europeo, è vero, è stato protagonista europeo. Solé ha giocato in Champions League, Thauvin è campione del mondo, Lovric gioca stabilmente nella nazionale slovena, Kellenkamp ha fatto la Champions più volte, Sanchez non parliamone, Sì. Iker Bravo è un giocatore che giocava nel Real Madrid, nel Bayer Leverkusen, che ha vinto l'Europeo di categoria. Luca è in crescita. Luca è da nazionale e da nazionale, cioè, quindi è vero. Poi sono d'accordo che in alcuni ruoli siamo malmessi. Esterno di destra abbiamo delle criticità gravi. È vero che non abbiamo tutti i giocatori allo stesso livello, però abbiamo anche dei giocatori che possono fare una dimensione della Conference League. Non parliamo di vincere la Champions. Conference League che giochi con il Cluj, che giochi con XY, con lo Young Boys, insomma, non ci vedo così distanza tra noi e questo tipo di calcio. E quest'anno, gli anni scorsi eravamo anni luce lontani, quest'anno ti dico per me. Ma sai, quest'anno è un anno anche strano perché comunque ci sono squadre che se avessero fatto peggio e potevano fare peggio, vedi la Fiorentina, vedi il Bologna, vedi la Lazio che sta overperformando secondo me fino a questo momento, sono squadre che effettivamente in un'annata storta puoi superare. Quest'anno stanno correndo a ritmi pazzi. E nonostante tutto tu sei lì. Appunto. Cioè, nonostante tutto tu sei lì e quindi io dico, cioè, perché, come dicevamo prima, no? Perché non quest'anno, perché non la cosa che non deve fare l'Udinese è non sprecare il grande materiale umano che ha a disposizione. Cioè, se io guardo questa formazione e penso che è una super formazione, ok? Con Sanchez, Thauvin, Zemura, Pajero, Lovric, Carson, eccetera, eccetera, e non c'è in questa formazione Okoye che è il portiere titolare. Ti manca in questa formazione un giocatore come Lucca, che comunque è un grande attaccante, un giocatore come Davis che ti dà un'opzione in più. E io dico, ma perché questo Udinese quest'anno si deve accontentare della salvezza? Io dico, non sto dicendo che questo Udinese arriverà in Europa, però se si prova a rimanere ancorati il più possibile al treno Europa, già tu fai un lavoro di provare a cambiare la mentalità di questa squadra enorme. Poi dopo magari non ci riesci, arrivi decimo a meno 10 punti dall'ultimo posto disponibile per l'Europa e dici, ragazzi, quest'anno non eravamo pronti, pazienza, abbiamo fallito. Però, sempre per il discorso che facevamo prima del progetto pluriennale che vuoi fare su questo allenatore, lasci un lavoro mentale
non indifferente, perché questa squadra si presenterà poi l'anno successivo dicendo ok, cioè noi effettivamente con questi giocatori siamo forti. Cioè, se noi ci crediamo fin dall'inizio, possiamo ambire all'Europa. Quindi, io perché sono così fiducioso? Perché se l'unica volta che parla quest'anno Gino Pozzo dice con Rounic noi costruiamo un ciclo virtuoso e lo dice dopo che Rounic non vinceva da 7 partite, non lo dice a caso, non lo dice dopo la vittoria di Parma, lo dice proprio quando l'Udinese non faceva più le vittorie e dice guarda che con Rounic noi costruiamo un ciclo virtuoso. È perché secondo me si sono accorti che hai un materiale umano di giocatori buono, ci saranno le partenze come ogni anno. Perché gli esterni fanno perdere tutto il buono che c'è negli altri ruoli. Ma su questo non... Però bisogna avere anche pazienza, Ale. Cioè, non possiamo volere tutto subito. Siamo friulani, siamo No. polemici per natura, però ricordiamoci dove eravamo l'anno scorso. Sicuro, sì. Guardiamo dove siamo adesso. Ma infatti... Finisse il calcio a fine stagione, non si giocasse più, capisco che vogliamo tutto subito, ma il prossimo anno, Ma io ti dico... anno nuovo, vita No, nuova, ma Ale, siamo ripartiti. attenzione, io ti dico, finisce il campionato così, tutti contenti, meglio dell'anno scorso, se sei salvato in ciabatte, ma se l'Udinese adesso perde le prossime 10 partite, si salva comunque. Quindi a maggior ragione, se tanto la salvezza ormai è tranquilla, quindi meglio dell'anno scorso, sicuro finisce quest'anno, a sto punto gioca, divertiti, prova, no? Cioè è tutto che di guadagnato quello che fai in più, è tutto che di guadagnato, perché tanto non hai nulla da perdere. Se rivediamo che le prossime partite, tu vedi che secondo me non sono così, Atalanta a parte, le altre non sono così impossibili. Beh, sai cosa? Sono tutte partite che paradossalmente quest'anno l'Udinese ha fatto vedere una cosa, che se gioca compatta, solida, unita, mette ritmo, energia in campo, quindi magari anche tecnicamente non fa una bella partita, però mette energia, grinta, pressing alto, Ciao Mauro. continui lavori in transizione, eccetera, eccetera. È una squadra ostica da battere, perché io, a parte la Roma, non ho visto una squadra che ha vinto facilmente contro l'Udinese quest'anno, fino a questo momento. Il Genoa Sì, no, ma sì, ha vinto, però sì, per cioè non dei è meriti che nostri. esatto, non cioè non perché- esatto, cioè non ho visto una squadra che è arrivata in campo, ha messo il suo gioco e ha stravinto. Quindi fino a questo momento io penso che l'Udinese quest'anno può veramente fare un campionato importante. Il discorso sugli esterni è molto interessante. È vero che gli esterni sono un problema, sì, su questo siamo d'accordo tutti. Però se andiamo a vedere le altre squadre, non è che parliamo di esterni fenomenali. Le squadre ovviamente dello stesso range dell'Udinese, ok, Ruggeri lo vorrei anch'io in squadra, questo è ovvio. No, chiaro, però Cioè, io capisco che ci sono dei limiti pesanti. Io capisco che alcuni giocatori probabilmente non sono pronti a fare il salto di qualità. Vedo Izibue, che è un po' il più criticato, che probabilmente è un ottimo giocatore se ti vuoi salvare a maggio, Bravo. ma non è un giocatore adatto se vuoi puntare all'Europa. E su questo sono d'accordo. Però io vedo Zemura, io non capisco le critiche a Zemura. No, Ale, però non possiamo Per neanche esempio. pensare al ribasso se ragioniamo così. Sono d'accordo con te, Izibue, vuoi salvarti? È meglio di tanti altri che hanno squadre di bassissima classifica. Ma sapendo che davanti hai Lucca che ogni bel cross te lo butta dentro. Che poi è vero. Ogni bel cross che gli arriva non lo sbaglia. Hai Davis, hai tutti quelli che vuoi. Pensa a cosa potremmo fare con un esterno vero e proprio che te la mette E sulla destra come infatti dovrebbe non fare. è un caso che Udinese stia cercando insistentemente un esterno destro. Quello del Brentford a me non dispiacerebbe, perché insomma ha fatto qualcosa in Premier League, secondo me Premier non è lì la Serie A, lì si spinge molto correndo anche in termini di, proprio di quantità, è un giocatore che potrebbe, che ne so, fare il caso nostro se Ciacciua sia, mi sembra complicato per quello, come dicevamo l'altro giorno, il momento del Verona e una situazione societaria del Verona che non permette di accelerare a certe situazioni. Pronostico, vai Ale. Ho dato una craniata al microfono mentre... Io sincero? No, dimmelo bugiardo. No, che nel senso, dicendo che sincero. comunque è l'Atalanta e quindi non sono Dimmi una pessimista, bugia. perché vedo giocare l'Atalanta e mi piace da morire. Dimmi una bugia, dai. Ha detto Ale. Dico, non si può parlare, non dico più, non vengo più. Sincero? Sincero? No, menti allora. Era un modo di dire, Ale. Lo so. Io dico 1-2 Atalanta. 1-2. Sì, ma è troppo importante. Dinamica per della l'Atalanta. partita. Passa in vantaggio Udinese pareggio, Udinese passa in vantaggio, si farà rimontare 2-0, 2-1, speri nel pareggio che non arriva.
secondo me partono forte, ci mettono sotto, spero di no, però è una partita che sanno di dover vincere, proprio come ha detto la nostra collega, sono troppo importanti quelle dopo, quindi Sì. secondo me questa partita Non la non la sbagliano. sbagliano. Ok. Hanno 2-1. più motivazioni di noi per non sbagliare questa partita. Occhio. Ho paura, ho paura. Nel Ho paroso, paura. sono Sì, mi ha guardati lì. fatto lo sguardo che adesso dico una pazzia. Adesso una Gli cagata, sceriffi adesso si dico sono- una 2-0 Udinese pazzia. adesso esce. Allora, se giochiamo per non prenderle, 0-3 Atalanta. Sì. Ma non li vediamo. Quindi 0-3 Atalanta. Se invece domani Costa Runec ci stupisce Fa la e pazzia. fa qualcosa per giocare in maniera offensiva, Udinese 3, Atalanta 1. Sei gol di Dipende differenza. tutto da come cambia come intendiamo andare a giocarcela. Se noi ce la giochiamo con entusiasmo, con voglia, con grinta, all'attacco, l'Atalanta ti ha detto Marina, prende gol se prende in paura, crisi, vanno in crisi. Se ti metti là dietro e li aspetti, finisce 3-0. Prima o poi te lo prendi sicuro. Tripletta di Allora, stanno impazzendo nella tripletta chat. di Ezebue. 1-0 Cabasele, 3-0 tripletta di Ezebue, 1-3 Guglielmo che è un po' più realista. Anche Fabio dice anch'io 1-3, ma spero tantissimo il contrario. Alessandro dice guardate bene che domani facciamo il partitone. È il partitone. È il partidon. Io do ragione. Oh, grazie. Io do ragione a Alessio. Stefano, 3-1, quindi per l'Udinese. Dai, se mette il tridente, Ma chi che non è neanche addosso. tra attaccanti a Ma momenti? non Ma chi è tridente vuoi vedere? si cagano sotto. 2-0 dice Francesco. No, per carità. 3-1 per noi. Se giochiamo offensivi loro si cagano addosso. Non sono abituati. Perché No, tutti si giocano in Champions con Real Madrid, Vabbè, però vale, sono alle- Ma abituati. no. all'andata- Ovvio. Cioè, è ovvio che giochi con Real Madrid, ma tu vieni a Udine e dici, bah, Segna vabbè, anche Zotti quelle in mezze testa. calzette. Segna anche Zotti. Quelle mezze calzette. 2-1 se giochiamo con 3 punti, dai, impossibile Guglielmo. Oh, io sono sognatore, che ti devo dire? 3-1, ma spero il contrario. No, Massimiliano, cosa stai? Ti sei un po', sei un po' confuso. Penso all'euforia, al confuso le squadre. Giochiamo in casa. Allora, 3-6-0. Ale al non hai modulo. detto il tuo, però. 3-6-0 domani probabile. Allora, io ti dico. Sincero, Oh, dico la verità, Sincera, eh? Sincera questa. Allora, io ti dico, Udinese, bella compatta dietro. Inizia la partita. Solida. Atalanta che ha sempre la palla, Udinese è Poi solida. Zio Bu e la svirgola. No. Udinese è solida. Vabbè. Udinese è solida. Se arrivi fino al 33, 34esimo, che Udinese fa quel tiretto e mezzo che per Sava sì, non è pericoloso. L'Atalanta, pensavo Udinese fa mezzo tiro. No, l'Atalanta, scusate, che fa quel tiretto e mezzo che per Sava non è un troppo pericolo. Cioè, 70% del stesso palo, Udinese è solida dietro compatta. Ok, 42esimo. Del primo tempo? Sì, pac. Gol di Lukman. Giocata, doppio passo, limite dell'area, rinvio un po', pam, Lukman la mette 1-0 Atalanta. Tu dici è finita. E tu dici, ragazzi, niente, vedi, io l'ho detto, prendiamo 0-3, c'è lui che scrive, ve l'avevo detto, 0-3, se giochi per non... Ruiz fa... spogliatoio, lì guarda, fa, allora? Sa la solita figura dei... Cosa vogliamo fare? Stiamo perdendo, non abbiamo giocato, cosa vogliamo fare? Nino. No. Si inventa una robetta tattica, fa un leggero cambio, poi sa anche passare a 4 dietro, non lo so. Ok, 1-1, Udinese pareggio facendo un gran secondo tempo. Sperin. Questo è il mio previsione. 1-1, passa in vantaggio l'Atalanta, l'Udinese pareggia, ma finisce la partita con l'entusiasmo. E quindi tu esci a testa alta dicendo, cavolo! E la corriera per andare a Como piena, zeppa. Però per adesso non siamo in tantissimi. Non so, dai, io la vedo così. Se la giochi con mentalità offensiva puoi fare qualcosa. Se aspetti, prendi un'imbarcata. Questa è l'unica sicurezza. Sono troppo forti davanti loro. Sì. Sono più scarsi dietro. Jim City non mi sembra Baresi, no? Mm-mm. Sì. Sincero. Sì. Cioè, ti posso dire una roba veramente sincero? Sì. Cioè... Vabbè, chi se ne frega, è importante che vinca l'Udinese. Tanto qua, mentre tu stai parlando, sparando cazzate, da TV12, il nostro amico Stefano Giampietro mi fa vedere che
effettivamente Vescini è un nuovo giocatore bianco-nero. L'ha mandata anche a te, l'ha mandata anche a me. Qua mi manda un audio. in mezzo, ma io quando ho scaricato le prime immagini, monto il servizio e mi sono scompisciato da lì. Ho fatto È proprio lui. Anche, E finché non avremo la prova anche il buon scientifica, Stefano Giovan Pietro, che salutiamo, Ciao, è Stefano. convinto. Salutiamo Ste, è convinto che è proprio lui. Domani fai da zone, poi quando vai in porta? speriamo che Seba non si faccia male. perché sennò Non devi sono stato scegliere convocato, l'ha detto oggi il mister. Ah, è vero, infatti. Non sono stato convocato, però ho scelto il numero 1 perché il sono numero 1. sei il numero uno. il numero 1. È un segnale, è un segnale. Amici di tutto Udinese, ci vediamo lunedì. Mamma mia. Lunedì. Bene, ragazzi, grazie per averci seguito. Ci vediamo domani allo stadio. Lunedì invece ci Sarà vediamo. una settimana pienotta. Sì, ci vediamo lunedì con la Big Bang commentando chiacchiere da bar prima e la mattina Chiacchiere da bar. e poi la Big Bang per commentare quello che sarà stato in Atalanta, poi martedì puntata mercato, Mercoledì il derby. e mercoledì il derby di basket e poi sempre la nostra solita programmazione. Ale, grazie per essere stato con noi. Ciao a tutti, Forza Udinese. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao. Ali. Ciao a tutti amici di tutto Ciao, ciao. Udinese. Ciao. Nuova puntata di Warm Up ed eccoci tornati, un'altra puntata di Warm Up. Sulle luci è l'età di iniziare con warm up, l'Udinese sta per giocare. Gli avversari li studiamo, le formazioni già pronte, tra tattiche e dubbi seguiamo ogni fronte. Stefano Alessandro vi portano al centro, dove ogni dettaglio diventa un evento. Le parole del mister, l'ultima dai campi, per la sfida imminente che accende gli animi rampanti. Gli animi rampanti. La tensione si alza, l'adrenalina sale. Warm up è la miccia che accende ogni finale. Ti pronti a vivere l'istante decisivo con l'Udinese in campo.